Cosa si intende per diffida ad adempiere? Cosa succede se la controparte continua a non eseguire il contratto? Il codice civile prevede che alla parte inadempiente l'altra parte può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risoluto. Si tratta della cosiddetta diffida ad adempiere. Il termine indicato nella diffida ad adempiere non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diverso precedente accordo tra le parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi del settore di riferimento, risulti congruo un termine ridotto. Decorso il termine assegnato per l'adempimento senza che il contratto sia stato effettivamente adempiuto, il Codice civile prevede che il contratto è risolto di diritto. Cosa significa? Se la parte inadempiente non esegue le proprie obbligazioni nel termine indicato nella diffida ad adempiere, l'altra parte può invocare subito la risoluzione del contratto, purché ovviamente l'inadempimento sia di non scarsa importanza, e agire per il risarcimento di eventuali danni e per eventuali altri effetti restitutori. Ad esempio, se non viene consegnata la merce già pagata, si può agire per l'accertamento di eventuali danni cagionati alla propria attività, oltre che per ottenere la restituzione delle somme corrisposte alla parte inadempiente. La risoluzione del contratto avviene di diritto, cioè si determina automaticamente. Per capire meglio utilizziamo un caso pratico deciso dal Tribunale di Pistoia, che si è soffermato sull'interpretazione della natura e degli effetti della diffida ad adempiere, in un caso che riguardava la risoluzione di diritto di un contratto preliminare di vendita di quote societarie. Nel caso di specie, le parti avevano stipulato un contratto preliminare nel quale veniva previsto anche il termine entro e non oltre il quale stipulare il contratto definitivo per l'acquisto di quote societarie. Decorso il termine contrattualmente stabilito per la stipula del definitivo, gli attori intimavano il promissario acquirente di comunicare, entro il termine di 15 giorni, la data per il rogito davanti al notaio precedentemente individuato dalle parti. Decorso inutilmente anche il termine di 15 giorni di cui alla diffida, il promissario acquirente rimaneva inadempiente rispetto all'obbligazione di acquistare le quote sociali. Per il Tribunale di Pistoia, senza alcun dubbio, il contratto preliminare doveva ritenersi automaticamente risolto di diritto. Infatti, l'articolo 1454 del Codice civile, che disciplina la diffida ad adempiere di cui abbiamo parlato, consente alla parte di invocare uno strumento di autotutela negoziale e ottenere la risoluzione del contratto conseguente al mero decorso del termine indicato nella diffida, indipendentemente dal fatto che il contratto prevedesse o meno un termine essenziale per l'adempimento. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto civile e commerciale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.